Si va delineando la rosa della Pro Favara con la riconferma di diversi giocatori che hanno ben figurato nella scorsa stagione e che sono stati considerati utili anche per il prossimo campionato. Pro Favara che ha dato avvio anche alla campagna acquisti per il potenziamento della squadra, in considerazione anche del fatto che la società del presidente Rino Castronovo ha chiaramente detto di puntare alla vittoria e tentare il salto di categoria in Serie D. Il primo ad arrivare, fortemente voluto dal tecnico Gaetano Catalano, è il fortissimo e poliedrico Bartolomeo Erbini, classe 2001. Nativo di Mazzara del Vallo, nelle ultime 2 stagioni ha disputato ben 47 presenze con la maglia della Mazzarese, risultando tra i migliori giocatori nel girone A del campionato di eccellenza. In passato ha indossato anche le maglie di Marsala, Mazzara, Salemi e Canicattì. Dopo Bossa, Lupa e La Piana, continua intanto incessante il lavoro del direttore sportivo Tino Longo e dei dirigenti favaresi per consegnare al riconfermato allenatore Gaetano Longo un organico di alti livelli. La riconferma arriva anche per Gianni Calagna, giocatore offensivo con il vizietto del gol, 5 reti lo scorso campionato, ma utilizzato anche in tanti ruoli. Conferma per il mazzarese Pietro Marino, difensore, oltre che sul campo si è dimostrato anche forte fuori, creando gruppo e spogliatoio e punto di riferimento per i più giovani, ma anche per i tifosi. Con lui anche il bravissimo messinese Roberto Miano, classe 1996, centrale difensivo, un mattone importantissimo nel buro difensivo della Pro Favara. Riconferma anche per il giovane grottese Dylan Rizzo, classe 2003, difensore esterno, Filippo Caternicchia, forte laterale liberese di 24 anni. Pro Favara, che quest'anno punta anche sui giovani, a breve inizierà un lavoro di potenziamento del settore juniores. L'obiettivo, ci dice il responsabile della comunicazione Giuseppe Piscopo, è quello di avere una rosa competitiva per un campionato under 19 di vertice ed essere di supporto alle prime linee. Tutto ciò in continuità con il progetto sportivo ed ambizioso della società che vuole creare nel tempo anche un settore giovanile di spessore partendo proprio dai più piccoli.